Buon pomeriggio, bentrovati, buon fine settimana, ultimo fine settimana del 2024, ultima puntata dell'anno per il punto, il nostro approfondimento della politica. Come avete visto oggi niente anteprima, entreremo subito nel vivo della puntata divisa in due parti uguali. Ci dedicheremo molto alla finanziaria appena approvata stamattina all'Assemblea regionale siciliana e abbiamo qui con noi il presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno. Benvenuto e ben trovato. Grazie, presidente Galvagno. Tutti. Nella seconda parte avremo il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Catania, come sapete, sarà quest'anno in diretta nazionale, quindi insomma metterà l'abito buono per far sì che tutta Italia possa ammirare questa città, ma questa città come si sta preparando al Capodanno e poi quali sono i progetti del 2025, ne parleremo con il sindaco Enrico Trantino. Con me gli ospiti, allora non c'è l'anteprima perché Totò Calì è venuto qua. Ciao Totò. Sì, mi sono materializzato. Ti sei materializzato, quindi esisti, Buongiorno sei vivo, sei vero. Sì, esisto, non sono... Questo lo diciamo per i nostri telespettatori. Mario Barresi della Sicilia, inviato della Sicilia. Ciao Mario. E in collegamento la nostra Elvira Terranova che non vedevo da un po'. Ciao Elvira, come stai? Tutto bene? Ciao Luca, tutto bene? Ah, bellissimo. Intanto un saluto ai tuoi ospiti, al presidente Galvagno, e naturalmente a Mario, a Calì e a tutti quanti. A tutti quanti. E poi con grande piacere riospitiamo in trasmissione, ovviamente con i suoi dati, con i suoi grafici sempre pertinenti, esclusivi, il direttore dell'Istituto Demopolis, Pietro Vento. Ciao Pietro. Buonasera a voi, ben ritrovati. Tanti auguri e buon Natale anche a te, insomma, poi nel corso della trasmissione ci darai un po' di numeri. Vedremo insieme i dati del sondaggio Demopolis di fine anno. Ne approfitto per chiedere alla regia di togliermi il ritorno. Ecco, se è subito, sì, tutti che arrivi e ti lamenti, Pietro, non funziona. Va bene così, va bene così. Allora, entriamo subito nel video della nostra trasmissione. Approvata stamattina la manovra finanziaria dopo una lunghissima maratona, un documento diciamo, economico che ovviamente impatterà sulla vita dei siciliani, almeno speriamo in positivo. Ci spiega tutto cosa c'è dentro questa manovra per grandi linee il Presidente dell'Assemblea che rappresenta tutti i deputati. Al quale chiedo, Presidente, prima di entrare nel vivo della manovra, politicamente questa manovra lascia strascichi, lascia così ammaccature, lascia malumori? No, non credo. È chiaro che ci può essere qualche defezione perché è stata una manovra importante, quasi 1 miliardo di euro, un maxi emendamento con 250 milioni di euro all'interno, moltissimi interventi. Può capitare che visto e considerato che fino alla fine si sono cambiati i testi, si è modificato qualcosa, possa essere, diciamo, dimenticato qualcosa. Permettimi di dirti che fortunatamente per il secondo anno consecutivo l'Assemblea regionale siciliana non ricorre all'esercizio provvisorio. Su questo voi siete molto puntuali, sia lei sia il Presidente Schifani, cioè ci tenete a precisarlo perché in realtà quello che dovrebbe essere una buona prassi, una buona pratica negli anni non è stata rispettata. Il tema è che non andare in dodicesimi è certamente per il nostro Parlamento, per la nostra regione, una grandissima virtù. Quella che dovrebbe essere, come ben dici, una consuetudine, una cosa assolutamente normale, però negli ultimi 20 anni non lo è stata. E allora forse c'è qualcosa di differente, magari si sta lavorando in maniera assolutamente più ordinata, ancora abbiamo certamente tantissima strada da fare, ma essere riusciti non solo a non ricorrere all'esercizio provvisorio, ma avere votato la manovra entro il 31/12 è un gran segnale. La vera scommessa di adesso, del futuro, non è soltanto rispettare i tempi, ma è anche quella di produrre una qualità normativa certamente migliore che possa essere sempre incontro alle esigenze della Sicilia e dei siciliani. Allora, Mario, andiamo a noi, analizziamolo diciamo, sì, dal nostro punto di vista, dal nostro c'è da dire che c'è punto anche di vista giornalistico, un risvolto concreto dell'approvazione del bilancio, che lo sblocco i pagamenti dei fornitori delle imprese sarà molto più veloce, quindi non è soltanto una bella medaglia. Io siccome sono abituato ad averla accanto al posto di Totò Calì, poi hanno la stessa pettinatura, però io oggi nello studio, nell'altro nostro studio c'è come
sempre non manca mai Antonio Condorelli. Ciao Antonio, scusami. Eccoci. Perdona, mi ha confuso la capigliatura con Totò. Dovete cambiare, uno deve cambiare, insomma, deve mettersi i capelli, anche posticci. Uno si deve mettere i capelli. Mettiteli tu, posticci. E va bene, prego Mario, scusa. No, dicevo che comunque ha anche un risvolto pratico, perché ci sono pagamenti più veloci, ci saranno meno attese. Il dato secondo me è positivo, però riflettendo e facendo un po' di conti in colonna, nelle ultime manovre, negli assestamenti, la Sicilia non ha mai avuto così tanti soldi a disposizione, cioè siamo in un periodo di grande disponibilità economico-finanziaria e questa, diciamo, congiuntura politico-economica non potrebbe essere accoppiata a quello che diceva il Presidente, cioè a una migliore qualità normativa. Per essere più concreti, quei soldi, vi rendiamo onore del fatto che siano state cancellate i contributi ad associazione, ma con tutta questa mole di soldi non si potrebbe organizzare un po' meglio diciamo il metodo, il sistema di attribuzione dei fondi? Esempio ancora più nel dettaglio: stamattina tantissimi deputati hanno rivendicato legittimamente un milione e due per Acireale, 800 per... cioè, sono comunque interventi spot che vanno a singoli enti. Visto che ci sono tanti soldi, non potrebbero essere distribuiti con un metodo più erga omnes? Allora, forse mi sono espresso male quando parlavo di qualità normativa. La qualità normativa non è riferita al fatto che siano state inserite all'interno di un maxi emendamento centinaia e centinaia di interventi nei comuni, ma la qualità normativa è riferita al fatto che probabilmente, oltre le finanziarie, debbano esserci delle riforme assolutamente importanti e strategiche per la Sicilia, perché bisogna avere una visione. Questo è un intervento in cui si è voluto dare priorità alle chiese che stanno cadendo molte a pezzi, alle strade, ai comuni. Molte volte registriamo le lamentele da parte dei cittadini che non riescono a camminare, non vogliono il ponte sullo stretto ma vorrebbero la buca sistemata sotto casa. E allora questo è stato il genere di intervento, ma quando io mi riferisco alla qualità normativa, non mi permetterei mai, perché sennò sembrerebbe quasi che io stia offendendo chi ha fatto degli interventi in tal senso, e anche noi ne abbiamo fatti assolutamente tanti. Il tema qual è? Ci sono delle riforme che devono essere assolutamente portate avanti, bisogna avere una strategia, una visione d'insieme, bisogna cominciare a pensare a quello che debba essere certamente un piano acqua, specie in un momento come questo dove la crisi idrica non è un tema siciliano, non è un tema italiano, ma è un tema assolutamente mondiale, con la differenza che l'impatto della crisi idrica in Sicilia è certamente differente da altre parti d'Italia. Quindi questa è la mia riflessione che farei. Sul discorso degli interventi, io ho invitato più volte a trovare un sistema che possa dare non tanto l'eguaglianza, ma l'equità, che secondo il mio punto di vista sono due parole molto simili ma molto differenti. Un conto è che io destino delle risorse in maniera uguale a tutti, un conto è che lo faccio in maniera equa. Che significa questo? Se io devo destinare delle risorse solo perché tu hai più abitanti di me, è chiaro che vado in conflitto con tutti i piccoli comuni che non riescono talvolta neanche a chiudere i bilanci. Se lo faccio per grandezza mi sembra altrettanto blando come criterio, e allora trovare un criterio che possa dare le stesse opportunità a tutti i comuni il criterio è il deputato del territorio. È cosa assolutamente difficile. Sì, è stata data discrezionalità perché riteniamo che il deputato possa essere interprete di quello che sia l'esigenza del territorio, chiaramente del proprio collegio. Quindi ad oggi è questa la situazione, ma noi siamo assolutamente ben disposti, così come abbiamo accettato l'invito di voler evitare associazioni. Attenzione però, non facciamo di tutta l'erba un fascio, perché ci sono delle associazioni, ne potrei dire un centinaio circa, che fanno delle cose assolutamente meritevoli, e
secondo me debbono essere sostenute. Per ragioni di opportunità in questa fase, visto il clima, si è ritenuto un secondino di stoppare, perché l'assemblea deve essere, per quel che mi riguarda, trasparente come l'acqua. Se voi vedete anche le votazioni che vengono fatte in assemblea, differentemente da quello che è stato detto da reti anche nazionali, non è mai stata fatta una votazione con quella velocità in cui non si capisce nulla. Io ho sospeso l'aula, ho tenuto l'aula aperta per leggere un testo anche un'ora, purché ci fosse la serenità e la consapevolezza di quello che si stesse votando. Non vogliamo fare passare un messaggio che il Parlamento siciliano facesse le cose in fretta e furia per nascondere qualcosa. Non abbiamo nulla da nascondere, ci prendiamo anche la responsabilità politica se arrivano 1.200.000 euro a Cirealo, 800.000 euro a San Cipirrello, non lo so, ho detto una cosa a caso. Perché c'è stata una scelta di tutto, della maggior parte del Parlamento. Con responsabilità. Assolutamente. Allora, Elvira, subito una domanda al Presidente Galvagno, se vuoi, sulla finanziaria, perché poi io andrei da Pietro Vento che, come dire, con le sue analisi, diciamo, qui parliamo evidentemente di soldi che andranno ai siciliani, messi in questa manovra per andare ai siciliani. Allora Pietro Vento ha un po' analizzato quali sono i bisogni dei siciliani, vediamo se sono aderenti a quello che pensa il Parlamento. Comincerei poi da lì, Pietro. Elvira, prego. No, intanto devo dire che effettivamente sono contenta anch'io del fatto che sia stata approvata la finanziaria nei tempi previsti, perché appunto chi come noi segue la regione, insomma, e quindi tutte le varie finanziarie che si sono succedute negli anni, ormai da tantissimi anni, effettivamente è la seconda volta consecutiva che non ci sia l'esercizio provvisorio, e questo vuol dire che è un fatto assolutamente positivo ed è giusto anche sottolinearlo, così come hanno fatto sia il Presidente Galvagno che il Presidente della Regione Schifani. Detto ciò, però, io vorrei fare un passo indietro al 23 dicembre, e cioè l'antivigilia di Natale, quando in teoria doveva essere approvata la finanziaria. Poi sappiamo quello che è successo, c'è stato, diciamo, quel piccolo incidente all'interno della maggioranza, perché appunto è andata sotto con un emendamento del PD, e volevo capire, visto che poi c'è stata, diciamo, quel silenzio del Presidente Galvagno, che ha spento anche il cellulare, che era irraggiungibile, vorrei capire, ci può spiegare il Presidente Galvagno che cosa è successo in quelle ore, quando ho sentito, insomma, che poi si è detto che è stato un errore di comunicazione, però dico, visto che ce l'abbiamo qui presente in studio, volevo approfittare del fatto che appunto... È andati in chiesa, era Natale, è andati in chiesa, aspetta. No. Ascolta, io non ho alcuna difficoltà a spiegare in maniera anche certosina quello che è accaduto, così come durante il... Anche col Presidente Schifani, no? Certo. Perché poi ma non ho difficoltà, ho fatto oggi una fotografia insieme, cioè, esatto. Quello che si capirà è che non c'è alcun genere di conflittualità, e per quanto possibilmente, non dico probabilmente, ci possa essere qualcuno che magari provi a far sì che ci possa essere un cortocircuito tra la Presidenza dell'Assemblea e la Presidenza della Regione, fino a questo momento non ci sono riusciti nessuno di questi attori, qualora ci fossero. Cosa è accaduto? Così come durante il bilancio, su un emendamento assolutamente banale, si è andati sotto per prassi, per evitare che ci possa essere una reiterata votazione in cui si potesse ritornare e andare sotto magari su cose più importanti. Anche perché l'articolo successivo era importante. Si è preferito, così come è stato per il bilancio, sospendere l'aula, fare una riunione di maggioranza, riandarci a ricompattare per capire quali problemi possono essere insorti e andare avanti, tant'è che, così come è stato per il bilancio, abbiamo poi riaperto l'aula e sull'articolo 1, vorrei ricordare, articolo già considerato morto da tutte le forze politiche, si è raggiunto il risultato anche di 41, perché i nostri telespettatori, quello dell'aggregazione a cui tanto teneva l'assessore Dannino, è sopravvissuto a 7 voti segreti, e per di più ad uno siamo arrivati anche con 41 voti favorevoli. Allora cosa si è fatto? Alla stessa maniera, su un emendamento che era anche quello abbastanza, diciamo, non era di rilevanza importante, era soltanto una relazione, se non ricordo male, che si doveva dare, che bastava forse anzi concordarla, che si poteva anche diciamo decidere insieme. Così come è stato per l'articolo 1, essendo le 9 meno 5 circa, e avendo detto che dalle 9 alle 11 avremmo sospeso l'aula,
proprio per poter dare la possibilità ai deputati di cenare e ritornare in aula per collazionare il testo e andare avanti sulle proposte per il maxi emendamento. Così è stato fatto. Il difetto di comunicazione sta fra me e il presidente Schifani, che non ci siamo capiti, ma cerco un'eventuale smentita da parte del presidente Schifani. I rapporti con lui sono assolutamente idilliaci e rimarranno tali, mi auguro, nel più lungo tempo possibile. Quindi non è idilliaci, beh, siamo contenti. Assolutamente sì. Poi se il presidente Schifani dovesse sostenere cose differenti potrei prenderne atto, ma mi pare molto improbabile. Pietro Vento. Certo, se l'avessimo sentito il 23 sera il presidente Schifani non lo so che cosa dice. Poi vedi, è il Natale. Però attenzione, io non sto dicendo che non è accaduto nulla. Io sto dicendo che c'è stata un'incomprensione dove quasi quasi si pensava che qualcuno si fosse dimenticato che ci fosse il presidente Schifani in assemblea, ma concordato con diversi, la pausa doveva essere dalle 9 alle 11. Ho tardato a ritornare in aula alle 11:15 e è successo sostanzialmente che molti deputati erano andati via. Ma non è successo qualcosa che abbia determinato chissà quale crisi politica. Penso che, a parte un articolo sui giornali che c'è stato l'indomani, la dimostrazione di una maggioranza e di un centrodestra compatto ne è l'approvazione della finanziaria in tempi assolutamente corretti. Pietro Vento, allora a te la parola, perché io partirei proprio da questi dati che tu hai analizzato. Cioè, bisogna siciliani, la finanziaria insomma mette mani su tutto, mette mani sulla crisi idrica, la carenza dei medici, i comuni, insomma, per i ricoveri extraregionali dei minori, che ne so, il supporto al dissesto, c'è un sacco di cose, persino il randagismo, c'è dentro tutto in questa finanziaria. Ma quali sono, secondo Demopolis, secondo Pietro Vento e secondo ovviamente i cittadini intervistati, i bisogni dei siciliani? Pietro. Ecco, diciamo secondo i siciliani, nell'ultimo sondaggio dell'anno, di fine anno, diciamo, Demopolis ha ascoltato i siciliani per capire quali sono i problemi che pesano. Numero 4, giusto Pietro, anche per... Numero uno. Andiamo in ordine. Sì, quali problemi pesano maggiormente sul futuro dell'isola? Il primo problema, ciò che emerge in modo netto, secondo i siciliani, è la fragilità della sanità pubblica. È un problema oggi nazionale che però in Sicilia si avverte, in Sicilia nel sud si avverte in misura decisamente maggiore, con un divario che si avverte in questo caso un po' tra le due Italie. È un problema centrale, quello delle liste d'attesa, a cui diciamo ovviamente serve una risposta sempre più urgente. Un'eccezione un po' in provincia di Catania, dove la sanità, sappiamo nei dati Demopolis, funziona molto meglio che in tutto il resto dell'isola. Altro tema, ne accennavi, crisi climatica, la siccità, sappiamo bene che cosa ha determinato nella scorsa estate, in parte tuttora, le alluvioni, quella tromba d'aria di Porticello che sta nell'immaginario di tutti i siciliani, direi anche che ha toccato anche l'immaginario anche nazionale. Altro tema, le carenze nel welfare, la scuola, i servizi sociali, il sostegno ai poveri, fino ad arrivare a un tema che è più legato alle aree metropolitane, quello dell'insicurezza urbana, soprattutto a Palermo e a Catania. Sono i dati fortemente maggioritari che emergono dal sondaggio Demopolis. Lo completo con la grafica numero 2, che riguarda invece quelle che secondo i siciliani per il governo nazionale, per la regione, per l'ARS ovviamente, dovrebbero essere le priorità di governo per quest'isola. Ci spostiamo alla grafica numero 2 e ci accorgiamo, analizzandola, come è cambiata negli ultimi 3 anni l'agenda dei siciliani. Vedete già in grafica che nel decennio precedente, quindi tra il 2012 e il 2021, era sempre il lavoro, l'occupazione al primo posto. Rimane un tema importante per 2 siciliani su 3, per il 67%. Avviene in mezzo, sappiamo che c'è stato il Covid, avviene un balzo della richiesta di investimenti in sanità, raggiunge l'81%, ma anche, problema di tutte le famiglie, il contenimento dell'inflazione. Quindi una difficoltà ad arrivare a fine mese per molte famiglie siciliane, soprattutto alle prese con una spesa alimentare che è cresciuta e con delle bollette che rimangono decisamente alte. Pongo un'ultima questione perché è interessante, credo, anche per il più giovane presidente dell'Assemblea regionale siciliana, diciamo del Parlamento regionale dal dopoguerra ad oggi, per il presidente Galvagno, il tema della fiducia, della partecipazione dei siciliani. L'ultimo dato regionale, poi vedremo
nel secondo passaggio col barometro politico vedremo il peso dei partiti. Per quali ragioni? Allora, noi sappiamo che alle ultime elezioni europee 2,5 milioni di siciliani non hanno votato, ma Demopolis ha chiesto più in generale perché lei nelle ultime competizioni più in generale non si è più recato alle urne. E c'è un tema che preoccupa, quel 58% vuol dire quasi 6 su 10 che dicono la politica non riesce più a incidere sulla vita reale delle famiglie come prima. È un punto centrale, lo pensano quasi 6 su 10 ed è ovviamente un punto in cui il lavoro che si sta facendo, anche questa nuova trasparenza dell'ARS, tutto quello che sta accadendo e anche quelle risorse a cui faceva riferimento Mario Barresi potranno sicuramente, ci auguriamo, riportare a un rapporto più saldo, più vicino la classe politica e le famiglie siciliane. Presidente Calvagno, poi Antonio Condorelli e il resto degli ospiti. Cosa c'è da dire su queste? Devo dire dei dati nuovi, interessanti. Mi colpisce quello, diciamo, che mette dietro il lavoro, che era prima la priorità, insomma adesso scende perché i siciliani individuano, nel secondo grafico che abbiamo visto, eccolo qua, diciamo, vogliono vivere meglio, quindi vogliono degli investimenti più corposi, più concreti sulla sanità, non vogliono aver paura di dover entrare in un pronto soccorso o in un qualsiasi ospedale, come abbiamo letto anche recentemente, e non uscirne più. Allora, sugli investimenti alla sanità io credo che invece i dati debbano essere correlazionati anche alle regioni e al costo che c'è all'interno delle regioni. Io ritengo che il lavoro che abbia svolto il precedente governo con il presidente Musumeci e con l'assessore Razza invece abbiano diciamo, dei risvolti e dei numeri assolutamente positivi. Il dato che mi preoccupa rispetto a quello che ha pubblicato il dottore Vento, che saluto e ringrazio, sono due. Il primo, quello rispetto al contenimento, se non ricordo male la dicitura era, dell'inflazione. E questo è un tema, secondo me, stipendi non basta più, c'è poco da fare. Quanto più aumentano reale, i prezzi. quanto più reale, perché notiamo, ma anche quando magari ci troviamo a mangiare qualcosa fuori, come siano lievitati assolutamente i prezzi, o talvolta magari i prezzi rimangono gli stessi anche al supermercato, ma vengono date meno centilitri di latte piuttosto che delle tarature più basse, quindi il prezzo alza, ma magari non lo vedi e rimane sempre lo stesso, ma ti viene dato qualcosa in meno. E soprattutto la grandissima sfiducia che c'è nei confronti della politica, e questo è frutto chiaramente di un astensionismo che è sempre più pesante nei confronti di ogni genere di elezioni, e specie quello delle elezioni europee, dove addirittura la metà dei siciliani, se non di più, non ha votato. Possibilmente, se si riuscisse a essere veramente interpreti di quelli che possono essere i reali bisogni dei cittadini, magari potremmo pian piano ridurre questo gap. Tengo a precisare però che, essendo stato eletto anche nel Comitato delle Regioni a livello europeo, il tema dell'astensione non è un tema, sempre noi facciamo il discorso che è siciliano, è un tema europeo, probabilmente mondiale. Forse la sfiducia che noi magari amiamo accentuare di più in Sicilia, perché non so, perché ci vogliamo dire che siamo tutti brutti, va bene, sicuramente non facciamo delle cose sempre magari bellissime, ma è un tema europeo e anche loro fanno tantissime domande rispetto al perché materialmente la gente va a votare sempre in una percentuale inferiore. E allora io credo che bisogna fare una riflessione e probabilmente essere interpreti di quelli che sono veramente i bisogni dei cittadini. Antonio Condorelli. Ma il problema forse è proprio questo, perché dobbiamo riconoscere innanzitutto al Presidente Calvagno la grande abilità di tessitore, soprattutto con esponenti dell'opposizione, non solo in questa operazione della finanziaria, però dobbiamo chiedere anche un'operazione trasparenza, è necessario. È vero che a ciascun deputato della maggioranza è stato assegnato un budget di circa 1 milione di euro di fondi da destinare agli enti locali e a quelli dell'opposizione circa 700.000 euro. Se questa è la domanda, le dico che le dotazioni sono state quantificate nella fase successiva alla certificazione del maxi emendamento del governo. Cosa significa per chi ci ascolta? Se si hanno 100 lire per una manovra finanziaria e il governo ne impiega 80 per dei macrotemi, ne rimarranno 20 da
diciamo, per cui raccogliere le istanze del Parlamento. Quindi questa dotazione che è stata data, stavolta, permettetemi di dire, è assolutamente poco coerente con quello che effettivamente è accaduto. Si sapeva che per il Parlamento le cifre che potevano essere destinate potessero essere o gli 80 milioni che sono stati impegnati nella scorsa variazione di bilancio, o possibilmente potevano oscillare per 20 milioni in più o 20 milioni in meno. Che poi siano stati condivisi con tutti i capigruppo, con tutti i parlamentari, e che siano state accettate delle richieste e che poi quota parte poteva venire 672 con 933, non lo so, ho detto dei numeri a caso, questo è assolutamente possibile, chiaramente a seconda della consistenza del gruppo elettorale, ma non la ritengo una cosa così scabrosa. Ritengo però poco corretto il fatto di dire che è stata data una dotazione di partenza. Dotazione di partenza non è stata data perché non avevamo una certificazione di quanto costasse. Vabbè, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Resta però un problema che era quello che poneva anche Vento, ed è il fatto che, analizzando questo elenco dei fondi assegnati, emerge che si tratta quasi sempre di spese ordinarie in un contesto di grande difficoltà che riguardano i comuni che sono in stato di dissesto. Quindi oggi, per arrivare a ristrutturare la palestra, insomma, per farlo capire un po' alle persone di cosa stiamo parlando, per arrivare a acquistare lo scolabus, c'è purtroppo il timore che i comuni debbano avere un deputato regionale amico per riuscire ad affrontare queste spese, che sono delle spese normali. Però la vera crisi che emerge è quello che tutto questo rischia di non arrivare e di non rispondere ai bisogni delle persone, cioè la sanità, cioè ci sono dei macro temi che purtroppo restano al di fuori dell'azione politica in questo caso. Intanto facciamo una distinzione tra quelle che sono delle spese che si possono impegnare per un anno e non nel pluriennale, quindi non confondiamo la gente. Quando si parla di assunzioni deve avere per esempio una previsione di almeno in teoria un decennio che poi si trasforma nel triennale, ma sempre un decennio dovrebbe essere. Quindi ci sono talvolta il gettito non è che è costante, cioè quello che è arrivato per il 2025 non è detto che arrivi per il 2026, quindi se si dovesse fare un piano di assunzioni, esempio, dovresti avere la certificazione, dovresti avere una previsione di spesa tale da poterla sopportare almeno nel triennio. Per quello che dice invece il dottore Condorelli, e effettivamente gli posso dare anche ragione, cosa si potrebbe fare? Se lei va a sviscerare poi il maxi emendamento, troverà tantissimi micro interventi di 25-30 mila per il comune che non riesce a chiudere il bilancio. Cosa propongo di fare io? L'idea del passato è che purtroppo le norme poi non passassero. Cioè noi abbiamo vissuto purtroppo dei momenti assolutamente bui, dove c'era una totale sfiducia perché capitava, è inutile che ci dobbiamo nascondere, e non sto facendo né colpa né paragone nei confronti di nessuno. Però già quando passava un emendamento era una grandissima vittoria, e io non ho difficoltà a dire che nella passata legislatura, quando ci siamo occupati dei consorzi di bonifica, del turnover, dei lavoratori, quando passò l'articolo 60 e 61 dei rifiuti passarono oltre 2 anni. Non ho vergogna a dirlo, perché purtroppo c'erano delle dinamiche e anche delle disponibilità economiche assolutamente differenti. Cosa si può fare, dottore Condorelli? Una volta conquistata la fiducia anche dei parlamentari, che sanno che comunque saranno presenti, tutti questi micro interventi che sembrano quasi dei coriandoli, noi, così come ho già fatto con l'ANCI, non con un solo soggetto, ma con l'ANCI, che diciamo ritengo possa avere assolutamente la più grande dignità per quanto riguarda gli enti locali, si crea un fondo. All'interno di questo fondo possono essere destinati per gli scuolabus piuttosto che per la promozione turistica, tutti quei piccoli comuni, per farlo passare direttamente da un organo, diciamo, che in qualche modo sia garanzia di... Perché poi, attenzione, è vero che ci sono 1 milione di euro per il comune di Acireale, o non lo so quando, non l'ho letto, possibilmente 2 milioni. Anche se fossero 2, ma stiamo parlando che Acireale è la seconda città della provincia di Catania, quindi possibilmente avrà delle esigenze differenti dal
dal comune di San Cono piuttosto che altri. Allora dobbiamo fermarci un attimo Mario, perché abbiamo un'incombenza pubblicitaria, però prima di andare in pubblicità Totò che ha fatto la vignetta, no? Di finanziarie, di strade, di sanità ne abbiamo parlato per tanto tempo. Comunque facciamo vedere questa vignetta, camminare in Sicilia, parlavate delle strade piuttosto che il ponte, e qua ci sono, si vede? Si vedeva prima, no, prima si vedeva, adesso la facciamo vedere, non si vede più. Si rivedrà. Si rivedrà forse, allora facciamo qua siamo... queste sono quelle che ho fatto adesso. Fresca. Ci sono i remaggi, insomma, camminare in Sicilia, ammazza, siamo così in ritardo, infatti c'è Gesù. Arriveranno in sera. Insomma, già c'è Gesù in croce. Quindi. Va bene, fermiamoci, pubblicità, poi ritorniamo di nuovo a sviscerare, insomma, a parlare della finanziaria, ma anche della politica regionale con il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta all'interno del punto di oggi, finanziaria approvata stamattina, con noi il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, che ringraziamo perché è la prima apparizione, la prima intervista subito dopo questa lunga nottata. No, non sono tornata a casa da ieri alle 9 meno un quarto. L'abbiamo detto. Ho ancora la stessa cravatta, quindi devo tornare ancora a casa, spero di tornarci presto. Quindi va bene così. Dicevo all'inizio, ovviamente anche la finanziaria nel suo svolgimento, nella sua maturazione è frutta anche di rapporti di equilibri politici. In questo caso il presidente dell'Assemblea regionale siciliana è un esponente di Fratelli d'Italia. Intanto le chiedo quanto vale quest'asse, anche per i fondi che sono arrivati con il governo nazionale, questo buon rapporto con il presidente Meloni ha influito in qualche modo? Assolutamente sì, noi godiamo fortunatamente anche di una condizione che nella passata legislatura chiaramente non c'era, perché col presidente Musumeci avevamo un governo che non aveva gli stessi colori politici nostri. Oggi godiamo di questo rapporto che ci permette delle interlocuzioni e anche la possibilità di poter portare tantissime istanze tanto a livello regionale che a livello nazionale. Quindi ogni istanza vale soldi. Pietro Vento, allora sulla politica politicante, quella dei partiti. Allora, io aggiungo, completo un concetto di prima, visto che anche il riferimento che faceva il presidente Galvagno. È evidente che in tema di sanità alcune scelte, citava il governo precedente, il governo Musumeci, l'assessore Razza, prima Galvagno, e alcune scelte fatte di investimento, quello di cui parlavate, penso all'Ismet 2 di Palermo o ad altre scelte fondamentali, importanti, che riguardano anche la Sicilia orientale, ovviamente sono state apprezzate dall'opinione pubblica. Oggi c'è un problema diverso. Oggi c'è una insicurezza in tema di sanità pubblica che i siciliani fino a 2 o 3 anni fa non percepivano. È una sorta di timore di avere un problema di salute e non sapere come affrontarlo. Questa è una novità sulla quale c'è ovviamente una grande attesa dei cittadini siciliani, meno pesante, meno avvertita in provincia di Catania. Noi la raccontiamo ogni giorno, anche un'immagine di un'assessora alla sanità che non brilla per presenza, per comunicazione, dà come l'impressione di essere immobile, e magari sulla sanità siciliana i racconti che emergono sono soprattutto quelli che riguardano la parte privata, che molto spesso ovviamente col business delle aziende vengono incontro alle falle del sistema pubblico, e magari si è parlato spesso di rimpasto. Magari sarebbe il momento anche di un tagliandino. Poi fa ricerche, anzi, non te lo puoi interpretare, no Pietro? No, posso solo rispondere con un dato di notorietà, non entro ovviamente nel merito. Certo, se avessimo chiesto 3 o 4 anni fa chi è l'assessore alla sanità, la stragrande maggioranza dei siciliani rispondeva Razza.
quando oggi noi chiediamo chi è l'assessore alla sanità, meno del 10% cita l'assessore Volo, quindi c'è effettivamente un problema di basso profilo, di scelta, che forse è una scelta complessiva di questo governo regionale. Insomma, non entro ovviamente nel merito anche delle scelte e della visibilità delle cose. Andiamo agli ultimi dati, quello che mi chiedevi. Allora, il primo punto, nell'ultimo sondaggio, questi sono dati nazionali, chiariamolo, nelle quali però emerge anche il peso, il trend dei partiti, quindi lo scenario politico che poi va a toccare anche indirettamente la Sicilia con le sue peculiarità. Primo quesito, è la grafica numero 4. Quali fatti hanno caratterizzato in ambito politico il 2024? Domina, lo vedete, il peso crescente della Premier Meloni. Lo dicono più di due italiani su 3. E tutto questo supera quella polarizzazione politica nazionale tra Fratelli d'Italia e PD che emerge, il divorzio Conte-Grillone 5 Stelle, l'assoluzione di Salvini e il caso Boccia San Giuliano. Quello che rimane nella memoria... Scusa Pietro, queste percentuali si riferiscono a un campione nazionale, cioè sono gli italiani che rispondono, non i siciliani. Il sondaggio nazionale di è un campione nazionale. Questi ultimi dati sono tutti italiani, quindi vediamo proprio quello che resta della politica, diciamo, a livello nella memoria dell'opinione pubblica italiana. Ma entriamo poi sul barometro politico, sull'ultimo barometro politico dell'anno. In questo caso noi abbiamo analizzato il rapporto tra la Premier, il governo, il centrodestra e il peso elettorale. Lo vediamo nella grafica numero 5. Vi accorgete, allora vi faccio notare che la fiducia nella Premier passa dal 45% dei giorni dell'insediamento del governo al 46% di adesso. In realtà è un dato molto particolare, molto anomalo, perché normalmente, diciamo, nella storia degli ultimi diciamo, decenni, il consenso al Premier va sempre in riduzione nel corso dei mesi, nel corso degli anni. Cala invece il giudizio positivo sul governo, va dal 43 al 40%, si riduce di 3 punti, ma nello stesso tempo, non sempre in una contraddizione, cresce il consenso della coalizione di governo, che passa a livello nazionale dal 44 al 47,2%. Questo avviene anche per un'attrazione di una parte di quel terzo polo, di quel centro, che, diciamo, negli ultimi mesi è andato anche interessante questo dato, diciamo, nel suo complesso. È molto interessante la lettura politica di questo grafico nel suo complesso, cioè cresce la fiducia nel Premier, diminuisce diciamo, il giudizio sul governo, quindi anche, vuol dire, un giudizio di merito sui ministri, in qualche modo, Pietro, te lo chiedo, e poi il peso dei partiti, no? Cioè, la coalizione di governo, la coalizione di centrodestra risulta essere in questo caso diciamo, influente. E succede questo, diciamo, ci sono delle scelte anche legate a problemi di bilancio che il governo ovviamente non riesce, delle risposte che non riesce per questioni finanziarie a dare, e la fiducia nella Premier sta continuando a crescere e tiene ovviamente una grande tenuta, e il centrodestra tiene anche perché si avverte nell'opinione pubblica si avvertono dei dubbi molto forti rispetto all'alternativa. Perché, ecco, non passa l'idea che ci possa essere una coalizione in questo momento coesa di centrosinistra in grado di costituire un'alternativa credibile. Questo poi il punto, la debolezza del centrosinistra è sommata o non sommata ai 5 Stelle, finisce con rafforzare ulteriormente Pietro, il centrodestra. ti chiedo di velocizzare il commento sulle ultime grafiche, perché diciamo, abbiamo poco tempo, poi vorrei anche liberare il Presidente Galvagno, che diciamo, lo mandiamo anche un po' a riposare. Le ultime sono molto semplici, diciamo. Il partito del Presidente Galvagno, a proposito, Fratelli d'Italia, sfiora il 30%, va al 29,5%, il PD al 24%, i 5 Stelle diciamo, continuano ad avere un po' una crisi, lo vediamo adesso nel trend, Forza Italia al 9%, la Lega all'8,7%, AVS al 6,4%. Sono dati che sappiamo bene, in Sicilia sono oggi molto diversi, anche perché in Sicilia la polarizzazione diciamo, non è tra Fratelli d'Italia e PD come a livello nazionale, ma lo scenario cambia, magari avremo modo di parlarne insieme nelle prossime settimane. Quando me lo valuti il peso del nuovo partito di Lombardo, Miccichè e La Galla? Cioè, quando lo farai un sondaggio su questo? Perché è là che si gioca un po'. Bisogna essere su questo molto seri, nel senso che il peso nazionale dei partiti, sappiamo che sul peso nazionale dei partiti incidono 1000 fattori.
quando nascono dei partiti, diciamo meglio uno schieramento, quello che ruota intorno a Raffaele Lombardo, perché diciamo il vero consenso in quel trio, ovviamente sappiamo bene che ce l'ha Raffaele Lombardo, a cui si aggiungono i voti di Lagalla e Miccichè. Ovviamente per una misurazione di questo tipo bisogna capire se è nazionale o regionale, perché sappiamo perfettamente che quel tipo di movimenti, quel tipo di alleanze ha un peso molto forte laddove incidono le candidature, laddove incidono le preferenze. Quindi ecco, bisognerà attendere che questo passi anche nella conoscenza dell'opinione pubblica e che ci siano in campi nomi, altrimenti diciamo, il peso elettorale rimane molto basso. Sarebbe anche difficile sondare, perché ancora non hanno scelto il nome e il simbolo. Sì. Va bene. Vi do l'ultimo dato in chiusura, il trend dei partiti. Fratelli d'Italia rispetto all'anno scorso cresce di 1,5 punti, va al 29,5, tra l'altro cresce di 3,5 punti rispetto alle ultime politiche, cresce il PD al 24, avviene questo spostamento fondamentalmente che penalizza il Movimento 5 Stelle, che perde rispetto alle politiche scorse più del 4%. È stato un piacere essere con voi. No, fermo, che aspetta, non salutare, aspetta lì un attimo, non te ne andare. Che premura, devi andare. Capodanno è tra un paio di giorni. L'unica autorizzata oggi ad andare via è Galvagno, perché è 24 ore che non dorme. Che non ha dormito. Allora, Elvira, insomma, andiamo, come dire, sfruculiamo un po' il presidente, visto che ce l'abbiamo qua. Sì, no, io avevo un'altra curiosità. Ieri è stato stralciato dal maxi emendamento qualche norma, non so, parlo per esempio del ZES, dell'aumento per le società partecipate. Intanto queste norme che fine faranno, che fine hanno fatto, se già si sa, qualcosa se ne ha parlato, perché so che insomma avete incontrato anche in maniera riservata sia lei che il presidente Schifani, le leader delle opposizioni, ieri insomma avete raggiunto questo, chiamiamolo, accordo. Semplicissimo, in virtù del fatto che la finanziaria era una finanziaria di una ventina di articoli abbastanza snella, è sembrato forse inopportuno andare a caricare un maxi emendamento con delle riforme assolutamente pesanti ed importanti, e allora si è fatta una cernita sul principio del carattere di generale e di urgente da parte del governo, condiviso con tutte le forze politiche, e tutto quello che invece è stato stralciato sarà sottoposto prima a un passaggio con le commissioni, perché riteniamo che non bisogna violentare il Parlamento né svilirne le proprie funzioni, ma andare anzi a confrontarsi con le forze politiche, perché così come oggi ho detto in aula, il confronto probabilmente può portare anche a un miglioramento del testo. E allora le ZES saranno trattate al rientro insieme a tutto quello che è stato stralciato dal testo e ad altri disegni di legge che sono pronti per l'Aula. Galvagno, lei non ascolti un attimo, devo parlare con i miei colleghi giornalisti. Un vecchio lupo della politica, diciamo, che ancora segue con grande entusiasmo la politica regionale, ha detto, dice, questo Galvagno mi sembra il più democristiano tra gli ex missini. Poi, la chiusura, e questo può fare il presidente della regione, secondo me. No, lei non doveva ascoltare, Galvagno. Le mani sono sopra il tavolo, quindi non sta facendo scongiuri tribali. No, assolutamente. Mi chiamano la pecora bianca nel mio partito. E quindi già il tema è un altro, che non mi sembra che nel corso degli ultimi 20 anni ogni volta che si è parlato di qualcuno che andasse a fare il presidente della regione poi questa persona l'avesse fatto. Io comunque sto lavorando, per essere chiaro, così evito qualsiasi genere di dibattito sulla questione, semplicemente non dico per fare bene, perché sarei arrogante nel dire che faccio bene, ma per fare meno danno possibile. Sto cercando di essere... Che succede? Siamo al conclave già. Pensi che avevano fatto pace così. Al momento però siamo assolutamente in altri rapporti, io sto lavorando semplicemente mi auguro fare bene. Il metodo, no? C'è il metodo, insomma, in qualche modo di il mio è un metodo di dialogo, di cercare di voler condividere, perché non mi piacciono gli scontri. Sono sempre convinto che se si parla in maniera onesta, chiaramente poi ci può essere una visione differente rispetto a una cosa e poi diventano delle scelte di natura politica e si fanno anche dei bracci di ferro tra il centrodestra e il centrosinistra, ma talvolta, magari impiegando qualche ora in più, e io faccio molto pre-aula, si trovano delle sintesi che poi ti permettono una condivisione sul testo. Questo è il mio modo, mi auguro che possa essere apprezzato. Prego, l'ultima, Elvira. Non si sente? Sì, l'ultimissima, ma è vero che martedì il 31 ci sarà questa cena
chiamiamola di pacificazione a Catania con il presidente Schifani? In vista del Capodanno. Io non sto scherzando. Quando dico che realmente ci siamo mal capiti, problemi zero col presidente della regione, ci siamo sentiti, siamo stati assieme, mi ha fatto gli auguri di Natale, è stata una persona meravigliosa, ci siamo visti ieri, abbiamo lavorato fino a stamattina, non c'è una cena chiarificatrice, c'è la volontà di continuare a stare assieme, perché fortunatamente per la prima volta, mi permetto di dire, la Sicilia avrà il Capodanno con Mediaset, e forse credo che sia veramente il primo Capodanno con una rete nazionale che in diretta, è in diretta. No, questo dato però mi sembra, diciamo, che dovrebbe essere così. Tra l'altro tra un po' ne parleremo con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, anche di questo, perché poi anche questa città vuole una visione politica, la seconda città della Sicilia, quindi è una questione di priorità anche di interventi. Mario. Però mi resta una cosa, lo sai, di quelle che ti restano. Cioè, c'è anche un problema generazionale. Cioè, in una recente intervista il presidente Galvagno ha detto Schifani è il nostro Trump, però noi, se ci guardiamo attorno nella classe dirigente siciliana che occupa i vertici a Roma e a Palermo, escluso lo scranno più importante dell'Ars, siamo fermi a 25-30, cioè quando ci sarà un ricambio generazionale, quando ci saranno i quarantenni che già stanno facendo bene in primissima linea. Non è cioè, ci possono essere quarantenni che già sono degli anziani o ottantenni che sono smart, però questo ricambio generazionale in un paese che ha avuto la prima premier donna quarantenne, in Sicilia sembra un po' a rallentatore. Io ti ringrazio per le bellissime parole e anche per l'augurio. Però in maniera... Le mani sono giuste a volte. No, le tengo sul tavolo. Le tengo sul tavolo. No, sono molto serio su questa vicenda, perché poi talvolta, credetemi, questo genere di dinamiche inquinano i pozzi e sembra quasi che ci possa essere qualcuno che stia lavorando per fare dell'altro. Io cerco di, come ho detto prima, di fare bene. Non è detto che ci riesca. E ribadisco con fermezza che io non sto minimamente lavorando per fare null'altro se non quello che faccio. Poi chiaramente comunque tutte le dinamiche rispetto al Presidente dell'Assemblea o il componente della Commissione Randagismo sono delle scelte che si fanno all'interno del partito. Mi auguro che, se il mio partito mi riterrà degno e compatibile con un altro ruolo nella prossima legislatura, possa essere di Presidente dell'Assemblea, ma se dovesse essere di assessore piuttosto che di componente della Commissione Randagismo, io ho piena fiducia in quelle che sono le scelte del partito, che non ne faccio mistero, mi ha dato una grande possibilità di potermi... Il mio riferimento generazionale non era personale, ma era in generale. Vignetta, credo, sulla sanità, perché vedevo che la disegnava. Sì, sulla sanità, beh, anche sull'età a questo punto. Vabbè, ma non è troppo grande, dice, per il pediatra? Sì, ma io quando ho iniziato la fila avevo 8 anni. Quindi la lunga attesa della sanità, eccola qua, Totò, va bene. E allora salutiamo e ringraziamo il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, lo mandiamo a riposare, grazie anche, insomma, per questa lunga maratona che è proseguita qui con noi, grazie a Pietro Vento per i suoi dati originali, esclusivi ovviamente per la nostra trasmissione, grazie Pietro Vento, ti aspettiamo l'anno prossimo ovviamente, e grazie Elvira Terranova, a cui auguriamo un buon anno, grazie Elvira, anche Elvira torna al lavoro. Elvira, vieni a Catania a Capodanno. Vieni a Catania in diretta, ti mettiamo sul palco anche a te, con Federica Panicucci, eccola. Allora, Presidente, grazie, tanti auguri, buon anno, che sia un 2025. Siamo rimasti, anche noi siamo rimasti un po' fermi a 20 anni fa. Che sia un 2025, speriamo, la vedrò in migliore. Piazza? A me no, non lo so, io me lo vedrò in TV, no, vediamo. Bello, scendo in piazza con la gente. Mi porto Mario e Totò che fa la vignetta, guarda già come sorride, guarda, no? È un tipo da piazza anche Totò. Allora ci fermiamo, pubblicità, poi con noi il sindaco di Catania Enrico Trantino per parlare del Capodanno, ma per parlare anche del 2025 di Catania, con tanti progetti ma anche tante incompiute. Vedremo cosa ci racconterà il sindaco all'interno del Punto, subito dopo la pubblicità.
Rientriamo in diretta. Saluto al punto il sindaco di Catania Enrico Trantino. Buongiorno sindaco, benvenuto. Con noi è rimasto Mario Barresi, Totò Calì che disegna in occasione dell'ultima puntata dell'anno le vignette in diretta. C'è Antonio Condorelli, ovviamente stavolta non me lo dimentico. Ciao Antonio, ancora. Eccolo là nel nostro studio, all'interno del nostro studio. Allora sindaco, come è andato questo 2024? Così, subito. Sono soddisfatto per il senso di rinascita che si percepisce, ma nello stesso tempo, siccome io sono maledettamente esigente e autocritico, so che possiamo fare molto di più e dobbiamo fare molto di più. Allora, partiamo, visto che insomma in tutta questa trasmissione vogliamo anche raccontare un po', il sindaco è espressione della politica comunque, del territorio, vogliamo anche capire che prospettiva politica ha questo comune, come agisce anche nei fatti, nella quotidianità rispetto a, diciamo, all'ordinaria amministrazione, che è sempre meno, però c'è sempre più straordinario da fare ovviamente per congiunture diverse, soprattutto economico e finanziarie. Partiamo intanto da questo Capodanno, no? Che è una vetrina, una cartolina che Catania manda a tutta Italia, anche grazie alla rete Mediaset, anche grazie alla Regione che ha finanziato questo appuntamento. Soprattutto grazie alla Regione. Anzi, esclusivamente grazie alla Regione. Voi non ci avete messo niente, ci avete una lira per fare questo Capodanno? No, qualcosa. Non certamente 1.850.000. Il sindaco, se gli avessero dato 1.850.000 euro in mano, avrebbe fatto certamente altro, diciamo, molto altro. Ecco. Non certamente il Capodanno era in cima alla lista. Comunque un minuto, chiariamo subito una cosa, perché poi leggo i commenti sprezzanti di chi trova sempre da ridire. Comunque, per quello che dicevate anche voi, è una vetrina eccezionale. Chiaramente poi c'è un effetto rebound rispetto a quel che determinerà questo Capodanno, che già ho chiesto all'università, in particolare al professor Faraci, di analizzarmi poi ai risultati ottenuti. Allora, guardi sindaco, io le faccio vedere subito un servizio che ha confezionato la nostra Simona Mazzone con Francesco Gigante, che ha raccontato un po' quali sono stati i capodanni di Catania, memorabili in qualche modo. Guardi questo servizio. Lo spettacolare annuncio. Mediaset ha scelto Catania per il sensazionale Capodanno in musica che verrà trasmesso la sera del 31 dicembre su Canale 5 per salutare questo 2024. Poi lo scivolone. L'attesissima conferenza stampa rivelatrice di nomi top secret viene annullata da Mediaset a pochi giorni dal Natale. Fino a un telegrafico comunicato che rimedia alla gaffe. Saranno Federica Panicucci con Fabio Rovazzi, ma già questo si sapeva, a condurre la serata. Ospiti, qui sta la novità, Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K, con la partecipazione straordinaria di Gigi D'Alessio e le esibizioni di tutti i talenti della scuola di Amici. Una bella vetrina per la città, anche se non tutti esultano. Sui social, sulla pagina La Sicilia Web, per Antonio è il nulla cosmico, mentre Piero li definisce tutti quelli rimasti fuori dagli altri concerti. E poi Salvo e Graziella, i migliori artisti sono in Calabria con la RAI. Per Tecla molti motivi per non andare in piazza. Con un po' di memoria storica però non ci vuole molto a ricordare che negli anni il pubblico catanese non è mai stato entusiasta delle scelte delle varie amministrazioni. In effetti sul palco negli ultimi tempi, Covid permettendo, si sono avvicendati artisti più o meno noti. Andando indietro di qualche anno, il Capodanno 2012 con Raffaele Stancanelli sindaco ha visto sul palco i Babil on Suite e i Giufà. Per pochi e non per tutti il musicista bosniaco Goran Bregovic, che per accogliere il Capodanno 2014, sindaco era Enzo Bianco, ha suonato in piazza Università. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E quel bella ciao non è proprio piaciuto a tutti.
L'anno successivo si brindava al 2015 sul palco Luca Madoni, Antonella Ruggero, Simone Cristicchi, Ivan Cattaneo e la Dalla Band, pubblico in visibilio. Sempre la sindacatura Bianco ha voluto, per accogliere il 2016, Bennato, Eugenio e non il fratello più celebre Edoardo. Ed ecco che l'anno successivo torna nella sua piazza dai suoi catanesi per il Capodanno 2017 Carmen Consoli con l'Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Il 2018 è l'anno di Vincenzo Bellini, concerto di nicchia, niente popolo delirante, niente festa. Altri 2 ultimi dell'anno in piazza prima della chiusura per pandemia. Il 2019 accolto da Noemi con Nino Frassica e i Lost Pluggers e il 2020 amministrazione Pogliese, Max Gazzè e DJ Fargetta. Si torna ancora in piazza per brindare al 2023 con Giusy Ferreri e al 2024 con Tananai e Mario Biondi. Tra concerto di Natale, registrato la scorsa estate ad Agrigento con il volo e il concerto di Capodanno in diretta su Canale 5, piaccia o non piaccia, è innegabile che la Sicilia abbia conquistato la sua fetta di fama mediatica. Beh, questo era. Tra l'altro il volo, lo dico, faccio un inciso, ha fatto numeri da record, quindi insomma a chi non crede in questi esperimenti... 3 brevi commenti, se mi consente. Allora, per quanto riguarda, intanto l'anno scorso con Tananai e Mario Biondi c'era un'atmosfera straordinaria, titolari di albergo che mi hanno detto che i loro ospiti che avevano prenotato i cenoni hanno detto no, diciamo, lo paghiamo lo stesso, ma vogliamo rimanere in piazza proprio per quel che stiamo vivendo. Per quanto riguarda coloro i quali sono detrattori dell'evento, ci sono sempre, ci mancherebbe. Uno, appena ho annunciato il fatto che ci fosse il Capodanno a Catania di Mediaset, mi ha contestato, anziché spendere questi soldi perché non pensa, sindaco, alla Siracusa Gela. Lo metterò in calendario. Ieri c'è stato uno spiritual bellissimo a San Nicolò d'Arena, stasera c'era un altro, e uno della troupe, appena saputo che era il sindaco, ci ha tenuto a venirmi a dire: sindaco, dovete essere orgogliosi di questa città, è straordinaria, non la conoscevo, l'ho perlustrata, è bellissima. Quindi è facile, noi abbiamo già un prodotto che da sé fa la fortuna dei catanesi, e io credo che l'occasione di rilancio ulteriore sarà certamente questa vetrina di dopodomani sera. Poi alla fine lui nella concretezza, cioè de gustibus, non disputando un mestolo, però a costo zero per le casse del comune, che non si può occupare della Siracusa Gela. Un evento piovuto grazie alla regione, ma diciamo se lo guarderanno 3 milioni di persone e di questi 3 milioni 100 decideranno di venire a Catania e tutto a entrare. I numeri sono diversi. Peraltro, siccome ho sentito anche commenti caustici sugli artisti, gli artisti non sono solo quelli. Hanno inserito all'ultimo Orietta Berti perché l'aveva chiesto Barresi, ma comunque ce ne sono tanti altri che saranno annunciati alla conferenza stampa del 30. Non sono autorizzato a farlo. Ah sì, insomma siamo tra amici, non ci guarda nessuno qui. No, assolutamente. C'è qualcuno un po' più vicino ai giovani, assolutamente, ai teenager. Anche perché se li volessi dire neanche ricordi. Sono lontani. Faccia il boomer per favore. Lo so, obiettivamente. Non faccia il boomer. Allora, Antonio. L'ha già fatto lui. Parlando di adesso comincia un 2025, voi insomma avete cercato di capire intanto quello che poi ci siamo detti anche con il presidente Galvagno, comuni ovviamente ormai da anni in situazione di povertà, in qualche modo le casse comunali cercano di far quadrato, di fare fronte alle spese con tutti gli artifici vari. Voi avete trovato il modo migliore, credo, quello che dovevano utilizzare tutti, cioè i fondi che arrivano dall'Europa per mettere mani un po' anche al risanamento della città e, come dire, anche alle cose di ogni giorno, la piazzetta, il parco giochi. Adesso voi state puntando anche a rimettere in piedi le strutture sportive, ma anche infrastrutture che servono alla città. Che 2025 sarà, sindaco? Apriranno i cantieri in questa città? Assolutamente sì, già ne hanno aperti alcuni, altri li apriranno, però un attimo facciamo un passo indietro, perché lancio così anche un momento di riflessione. Ieri è stato approvato il maxi emendamento e sostanzialmente, correggimi se sbaglio Mario, fra quello di ieri e quello della manovra estiva sono 150 milioni quelli che hanno materialmente suggerito i parlamentari regionali. Oggi ho voluto studiare un rapporto dell'IFIL
perché mi sono chiesto per qual motivo la Sardegna non ha neanche un comune in dissesto e ha solo 3 comuni con una procedura di riequilibrio finanziario, mentre in Sicilia ce ne sono un sacco, al punto che poi i comuni sono costretti ad andare a chiedere ai parlamentari di riferimento qualche obolo che è prezioso, ma che nello stesso tempo in qualche modo vincola al parlamentare che te l'ha fornito e crea quindi già un cortocircuito, ma nello stesso tempo non ha una spesa strutturale secondo una visione complessiva. E allora a questo punto io ho chiesto di farmi uno studio e me lo faranno, perché io voglio capire i trasferimenti, se in Sardegna sono regolati diversamente, perché la mia preoccupazione è questa, perché noi per quanto riguarda le spese di investimento, dicevate benissimo, stiamo facendo e faremo tantissimo, ma sulle spese correnti, quelle di manutenzione, che sono quelle su cui la gente percepisce la qualità dei servizi, strade, marciapiede, verde, là noi siamo assolutamente in difficoltà. Quindi dobbiamo noi cercare di arrampicarci, allo stesso tempo diamo la possibilità però di investire su cose importanti. Sta cambiando un poco il modello di riferimento, perché quel che a noi ha giovato è stata la presenza di molti tecnici presi sempre con le risorse finanziarie, ma molti di questi giovani tecnici stanno nel frattempo partecipando a concorsi pubblici e li vincono, e quindi noi stiamo svuotando questa macchina e domani infatti ci confronteremo perché abbiamo qualche momento di difficoltà. Necessità. Allora facciamo così, andiamo a pubblicità, però subito dopo io vorrei rientrare e parlare di quello che è un grande tema e risulta essere anche allo stesso tempo una grande incompiuta, questo lungomare che tutti chiamano una domenica al mese liberato, ma che molti chiamano lungomare imprigionato da quella rete, insomma, della ferrovia. Se ne parla da 25 anni, vediamo qual è la sua idea in questo caso, vediamo se guardiamo anche le idee precedenti, se valgono o non valgono in qualche modo per liberare veramente questo waterfront, perché guardi, quando io ho visto il molo trapezzoidale a Palermo, devo dire che una punta di invidia mi è venuta, da cittadino proprio, immagino come tanti nostri concittadini, quindi ne parliamo subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta, qui c'è sempre un gran movimento all'interno dello studio. Allora, Sindaco, dicevamo, lungomare, io non ci metto niente, né liberato, né imprigionato, niente. Io vorrei capire, come ce l'avremo mai questo affaccio al mare? Io non le nego, l'altro giorno ho visto delle fotografie che avevo dimenticato del famoso progetto dell'architetto Boigas, si ricorda? Io però non so se lei ha visto quello guardi, queste qua, le avevo date anche... E questo qui non so se sia quello di... Sì, no, questo è quello di Boigas. Questo è quello di Boigas. In cui vediamo una quantità enorme di aree commerciali che ovviamente oggi non potremmo assolutamente spieghiamo un attimo, perché questo è il lungomare, diciamo, nella parte quasi vicina a Piazza Europa, su 2 livelli, eccolo là. Nella parte di sopra, ecco, questa è la parte di sotto, come diceva lei, esercizi commerciali, ma anche tanto verde, le piscinette, poi diciamo questo porterebbe direttamente al mare di San Giovanni Licuti, e questo è invece uno dei centri, diciamo, commerciali che erano previsti in questo piano, perché c'è un motivo, è tutto realizzato con la finanza di progetto, no? Cioè quella dove gli imprenditori non chiedono nulla al pubblico, finanziano tutto e poi danno, diciamo, quest'opera dopo aver riassorbito le spese. Questo è, diciamo, per grandi linee, in maniera molto semplicistica, il racconto. Voi invece, questo ovviamente lei lo conosceva, ma diciamo è uno delle tante idee che in questi anni ci sono state, no? Questo tra l'altro poi il Comune perse anche una causa, se non ricordo male, milionaria. Sì, preferisco non parlare di quella cosa perché comunque creò molti problemi al Comune dal punto di vista finanziario. Certo è che oggi non sarebbe sostenibile un progetto che preveda la realizzazione di ulteriori cubature commerciali in una città assolutamente satura sotto questo profilo. E allora noi abbiamo voluto provare a immaginare un'alternativa e abbiamo lanciato il concorso internazionale di progettazione sul borgo di Onnina, ma che ovviamente prevede la realizzazione da Piazza Mancini Battaglia fino a Piazza Nettuno, Piazza Franco Battiato, con evidente poi estensione al resto del lungomare. Per far questo, naturalmente... Questa è la foto, la commenti lei, Sindaco, perché insomma questa è la foto, diciamo, dell'area interessata. No, questa è la foto di quel che abbiamo deciso di fare relativamente alla viabilità alternativa. Noi abbiamo aperto a monte via Barraco, su una sola corsia di marcia, su una sola carreggiata. Il progetto originario prevedeva la realizzazione di questa strada che congiungesse la circonvallazione a Piazza Europa. Il problema è che in questo momento pensare agli espropri di alcuni grossi
immobili che ci sono lì ci metterebbe in difficoltà, oltre che dal punto di vista finanziario, anche dal rischio di ricorsi amministrativi interminabili. E allora, fermo restando che quello in un secondo momento lo potremmo fare, abbiamo individuato un percorso molto più agevole, che è quello di sostanzialmente allargare le due rampe che in questo momento portano a Viale Alcide De Gasperi, nella parte sommitale di Viale Alcide De Gasperi, che così diventano due corsie larghe che salgono e scendono in prossimità di San Giovanni Licuti, e tutto il resto del lungomare può diventare pedonale o semipedonale. Questo dipenderà ovviamente poi dall'impatto che senza toccare niente, diciamo, all'interno del lungomare. Demolendo il ponte di Ognina, quindi credo che già tocchiamo abbastanza, e comunque modificando ovviamente il percorso che c'è adesso, cioè faremo delle ampie aree a verde. Se rimangono delle corsie incarrabili, perché comunque devono rimanere per i residenti, comunque sarà solo una corsia, tutto il resto è a disposizione di ciclisti, pedoni, proprio di una mobilità sostenibile che sta costituendo il vero leitmotiv di questa amministrazione. Quindi di sì, se noi pensiamo sempre alle infrastrutture, pensiamo agli investimenti, ma non pensiamo a quello che stiamo facendo per pedonalizzare, proprio per cercare di non ingolfare la città di tutte quelle auto la cui presenza poi ci porta agli ultimi posti della classifica, perché noi catanesi siamo bravissimi a lamentarci per il fatto che siamo in posizioni certamente poco gratificanti, però poi siamo poco inclini a quello scatto, a quelle iniziative che in qualche modo coinvolgono anche la nostra vita quotidiana. Fuori da Catania camminiamo continuamente, a Catania no, c'è da stare con la macchina fino alla cassa del bar. Fino a sotto Antonio, Mario. Quanto è bella Palermo con la ZTL, però poi Ma io, se fosse possibile, c'è. Vai Antonio. Ma io andrei a un altro nodo, perché quello del traffico è uno dei nodi ereditati. Tra l'altro lì c'erano i fondi che erano stati destinati all'emergenza sismica, i fondi anti-tsunami, e poi fu proposto questa realizzazione di un centro commerciale, fu fatto un bando pubblico, le imprese risultarono vincitrici di un'idea, quindi ci fu un risarcimento danni, eccetera, eccetera. L'altro nodo che incombe purtroppo sulla città di Catania e non dipende dal sindaco trentino è sicuramente quello del bilancio, e la Corte dei Conti il 3 ottobre ha fatto dei rilievi molto importanti su alcune criticità che vanno dalle partecipate alla riscossione dei tributi, e così come questo è uno dei nodi più importanti, sindaco, se fosse possibile fornire anche una risposta sul fatto che Catania rischia un nuovo dissesto, oppure questa cosa può essere scongiurata, e quale sarà il futuro finanziario dell'ente? Allora, quello che posso dire subito è che i rilievi della Corte dei Conti erano dei rilievi formali, ma li abbiamo subito poi corretti dopo aver condiviso con la Corte dei Conti alcuni passaggi. Il problema è che noi non siamo usciti dal dissesto e difficilmente ci usciremo, perché abbiamo ancora un'esposizione debitoria importante con alcuni soggetti. Solo uno di questi, solo una banca, è creditrice nei nostri confronti di oltre 70 milioni di euro. Peraltro, per un paradosso, ma non voglio essere troppo tecnico perché si annoiano i telespettatori, per un paradosso, una volta che finisce il dissesto, i creditori cominciano anche a poter riconteggiare tutti gli interessi maturati, quindi 70 finiscono per essere 100-105 milioni. Quindi è chiaro che noi non siamo in grado di uscire dal dissesto, e io chiederò adesso al governo un differimento, oppure c'è un'ipotesi alternativa che prevede che ha previsto la sezione riunite della Corte dei Conti, un organismo diverso da quello straordinario di liquidazione che accompagni verso un percorso di rigenerazione finanziaria. Sostanzialmente è questo. Però noi ci siamo messi a stecchetto, noi sostanzialmente non facciamo altro che provare a incamerare le somme che ci consentono di uscire fuori. Però se non ci prorogano per esempio il fondo anticipo liquidazioni, là a quel punto noi ci troveremo molto in difficoltà, e c'è il rischio concreto che si possa di nuovo cadere nel dissesto. È inutile che ce lo nascondiamo, è una situazione che proviene dal subito dopo l'amministrazione Stancanelli, che aveva approvato un piano di riequilibrio finanziario che poi non è stato rispettato. Siamo giunti a questo punto e dobbiamo fare di necessità virtù. Però devo dire che su questa cosa non solo non ci dormiamo, ma stiamo cercando anche di essere estremamente attivi e reattivi rispetto a una condizione di sicura difficoltà. Senta, ma come si fa a amministrare in queste condizioni? Perché poi in quelle famose classifiche che diceva lei, la qualità della vita, il benessere dei cittadini, eccetera,
queste sono condizioni che evidentemente influenzano poi le classifiche stesse. Sarebbe, adesso c'è una congiuntura favorevole, il governo che va a gonfie vele, insomma, la città che sta però male, però che sta reagendo, che sta avendo. Sarebbe una telefonatina all'amica Giorgia Meloni per preparare il terreno. Devo dire che tutte le cose che ho chiesto sono state accettate dal governo. Io però non mi sono stancato di presentarmi col cappello in mano, anche perché non è che a Roma la situazione sia tanto più florida. A Roma noi stiamo pagando ancora lo scotto dei 330 miliardi di euro spesi per il bonus 110, una follia unica nel suo genere, e quindi non è che mi possono dare quello che desidero, ma nello stesso tempo io non voglio chiedere altro. Noi dobbiamo essere bravi a in qualche modo mettere di nuovo carburante nella macchina, e lo stiamo facendo perché abbiamo assunto 4 giorni fa nuovi tecnici di ragioneria, nuovi tecnici per l'urbanistica, tecnici che ci consentono di incamerare somme, tecnici che ci consentono di andare a stanare gli evasori della Tari, gli evasori dei tributi, tecnici che ci consentono pertanto pian piano di far ripartire la macchina, come dicevo prima, perché non basta con questa logica dell'accattonaggio. Noi dobbiamo essere bravi a ripartire da soli, non dobbiamo avere bisogno del governo, perché oggi c'è un governo amico, domani potrebbe non esserci. Quanto tempo ci vuole secondo lei, secondo le stime che vi siete fatti, insomma, da voi? Impossibile stabilirlo, dipende da troppe incognite, dipende dalla quantità di discussioni in più che riusciremo noi ad avere grazie alle iniziative, grazie alle strategie che si stanno mettendo in atto, dipende anche in qualche modo da quel che i catanesi percepiranno come utile allo scopo. C'è uno dei quadri più grandi che c'è nella Sala Bellini del Comune di Catania, è la Restauratio Erari, cioè i romani che nonostante pagassero i tributi a un certo punto si sono presentati per dare ulteriori somme per far ripartire Roma in un momento di difficoltà. Ovviamente non arriveremo mai a questo, visto che paghiamo tributi già abbastanza esosi, quindi non arriveremo mai a questo, ma già se riuscissimo a coinvolgere, c'è un progetto in atto, le decine di migliaia di catanesi che ci sono in giro per il mondo e che hanno fatto fortuna, qualcosa la potremmo fare, ci stiamo studiando, ma nello stesso tempo basterebbe, come dicevo prima, stanare i furbetti che molte volte, sia ben chiaro, non sono neanche tari. C'è gente che inconsapevolmente non ha pagato, non ha avuto l'avviso, eccetera, e che vorrebbe pagare. Ci sono state difficoltà fino ad ora nel poter consentire loro di conoscere la situazione. Abbiamo rimediato con un progetto che abbiamo presentato 2 settimane fa grazie a Municipia, quindi tutto questo lo stiamo facendo perché quello che c'è di nuovo in città è che c'è una sintonia straordinaria all'interno del comune fra gli uffici e i soggetti che ci collaborano, e se mi si consente questa sintonia si estende anche mi permetto dire, ai massimi vertici, quindi dal rettore al prefetto alle forze dell'ordine. Desidero mettere anche la curia nel mezzo, proprio perché abbiamo compreso come sia forse l'ultima occasione per questa citta. Allora, ci sono una serie di cose, io volevo fare una riflessione politica. Io delle vicende, delle cronache del comune si occupano gli ottimi colleghi della cronaca di Catania, però a me da osservatore più o meno ravvicinato o distaccato, alcune volte ho come l'impressione che il sindaco Trantino, forte di un consenso personale, cioè di un'elezione che lo ha visto col voto diretto dei cittadini e anche con dei riscontri che ogni giorno si percepiscono, si notano. Ora Pietrovento se n'è andato, ma io sono convinto che se facessimo un sondaggio probabilmente il consenso di Trantino sarebbe anche aumentato, ma alcune volte quello che potrebbe fare con questa legittimazione si scontra con una maggioranza. C'è stata una lettera abbastanza emblematica dei capigruppo, come per dire Enrico stai buono, dove invece prevalgono logiche di lottizzazione, spartizione e a che punto quello siamo, che c'è sempre stato, a che punto siamo con le partecipate, ma a chi tocca quella, a chi tocca l'altra.
Cioè, questo balance, cioè, tra un sindaco che vorrebbe volare alto, magari senza, oppure col minimo di zavorre dei partiti, e invece poi le necessità, perché poi è chiaro che bisogna convivere in una comunità com'è una coalizione, secondo me è un elemento di rallentamento rispetto alle idee e alle cose che vorrebbe fare il sindaco. È così o me lo sogno? Io ho un imprinting ben particolare che mi è stato dato da mio padre e quindi ho imparato a fare le cose al servizio della comunità che servo e mai per autocelebrarmi. Detto questo, mi si consente solo di dire, quando si parlava di consenso, voi che siete degli attenti lettori, sapete che mai nessun sindaco di Catania nelle classifiche del Sole 24 Ore, ammesso che valgano qualcosa, sia arrivato oltre il 60° posto. Io allo scorso luglio ero al 15° posto, non mi interessa, perché comunque domani potrei essere al 104° posto, non è questo il punto, ma credo che poi alla fine diciamo, è la dialettica della politica. Peraltro quella lettera di protesta dei capigruppo era stata generata non da istinti di lottizzazione, ma dal fatto che io in effetti corro troppo, forse non comunico come loro si attendevano, quindi probabilmente avevano anche ragione. Quindi un errore di comunicazione, come diceva Galvagno poco fa. Sì, perché noi sostanzialmente, ma allora noi siamo l'amministrazione che non ha inaugurato un sacco di cose fino ad adesso, ma veramente tante, che abbiamo consegnato alla città senza cerimonie ufficiali, senza particolari tagli di nastro, nonostante fossero cose volute dai cittadini. Quindi una per tutte, Piazza Duca di Genova, Piazza Cardinale Pappalardo, che è bellissima. L'abbiamo consegnata, mai un momento per stare lì a fregiarci di quel che avevamo fatto. Dico, ma questa convivenza è complicata con... Allora, la convivenza in politica è sempre uno scontro, è un matrimonio, è come ogni matrimonio, per fortuna non il mio perché il mio è un matrimonio felice. Nel matrimonio ci sono sempre dei momenti di tensione, dei momenti di frizione in cui qualcuno desidera contare di più, avere più ruolo rispetto ad altri. Non ravviso particolari condizioni di criticità, non escludo che possano esserci, però io ho sempre detto che c'è un limite non negoziabile, che è costituito comunque dal fatto che io non sono arrivato a quest'età e tutti sanno che io non volevo assolutamente candidarmi, nel senso non pensavo di candidarmi. Una volta che mi è stato chiesto, in qualche modo mi permetto di dire non si fa a modo mio, perché sarebbe assolutamente irriguardoso nei confronti della politica che mi ha consentito di essere sindaco. Però ci sono dei limiti sotto i quali non possiamo andare, perché o si lavora per Catania o se cominciamo noi a spingerci per la tutela del singolo soggetto, del singolo cliente, allora a quel punto è chiaro che è stato fatto in passato. Quindi ci sono stati... C'è stato il presidente dell'ARS Galvagno, abbiamo discusso degli 80 milioni di euro che sono stati assegnati ai deputati regionali sia di maggioranza che dell'opposizione e destinati agli enti locali. Analizzando le carte emerge che alla città metropolitana di Catania arrivano soltanto 100.000 euro per il liceo Leonardo Di Giarro e per sistemarlo. Alla città di Catania 0, invece ci sono comuni che prendono 400-500.000 euro e questi sono i fondi che hanno deciso i deputati regionali. Diciamo che passato il Capodanno, con questi 2 milioni stanziati dalla regione, da parte dei deputati regionali non arriva niente in questo meccanismo alla città di Catania e neanche alla provincia. No, qualcosa arriva, peraltro qualcosa che arriva anche non da fonte amica. No, perché... dall'elenco risulta 0, ufficiale. Per esempio ci sono 200.000 euro che credo sia stata l'onorevole Adorno dei 5 Stelle ha fatto mettere per la riqualificazione del Parco Falcone, quindi qualche somma è arrivata, però stiamo parlando di un maxi emendamento. Io ho mandato una nota a tutti i deputati regionali catanesi con cui ho chiesto aiuto per il Teatro Massimo Bellini e per gli Asacom, perché non mi interessa avere altro per i singoli interventi sulla piazza, sulla strada, questi già li abbiamo, però ci sono delle spese strutturali come quelle dell'assistenza all'accompagnamento dei minorenni con disabilità, oltre che soprattutto allo stesso modo il Teatro Massimo Bellini abbiamo noi i lavoratori che da 30 anni non hanno aggiornato il contratto di lavoro, nonostante abbiamo un teatro rispetto a tutti quelli inseriti nel FUS nazionale, nelle fondazioni dei teatri nazionali, nonostante indosso sia sold out a ogni rappresentazione, quindi abbiamo
l'esigenza di avere un pochettino più di lubrificante, e in questo senso ho chiesto ai deputati di intervenire, ma non è detto che non l'abbiano fatto. Le comunico, sindaco, dall'analisi degli atti ufficiali emerge zero totale per il Teatro Bellini, zero totale per l'Asacom, sono cifre ufficiali. Però Antonio, lei si riferisce al maxi emendamento. Il maxi emendamento viene inserito in un complesso di legge più ampio, che è quella di bilancio, in cui ci sono i fondi strutturali. Quello del Massimo Bellini è una triennalità, quindi non potrebbe mai trovarsi nel maxi emendamento. Esatto, mi riferisco al maxi emendamento. Sì, maxi emendamento non ci hanno trattato bene. Devo dire che comunque hanno trattato bene Sua Eccellenza l'Arcivescovo. Meno male, almeno quello, insomma. Adesso c'è anche le reliquie di Sant'Agata e Santa Lucia, quindi anche lei tra l'altro si preparerà a questo evento. Poi la festa di Sant'Agata, insomma, momenti importanti per un sindaco. Allora, siamo veramente in chiusura. Totò, tu c'è la vignetta fatta, però poi dobbiamo ripercorrere l'anno con intanto vediamo questa qui su Catania, sull'evento del 31, cioè l'evento in diretta su Canale 5. Questa è la Panicucci. Ditemi cos'è la cosa più alta che avete a Catania. La Tari. Avrei detto l'Etna. Però c'è una cosa più chiauta della Tari. La Spittizza di molti catanesi. No, ci sono anche i nemici da punta indizia, come diceva un sindaco che certamente non è suo amico politico, però riferisco al sindaco Orlando, parlava di Palermo, quando si criticava Palermo li apostrofava i nemici da punta indizia, quindi, insomma, che rende molto l'idea, cioè quelli che criticano sempre. Sindaco, in chiusura abbiamo detto prospettive per il 2025. Cosa si dovranno aspettare i catanesi in questo senso? Guardi, stiamo aprendo altri cantieri, adesso apriremo quello di Piazza della Repubblica, quello di Via Teatro Massimo, quello di Piazza Rubo, quello del Parco di Montepo, quello per la realizzazione di un nuovo campo da calcio adiacente al campo di rugby di Librino, interventi per la realizzazione di uno urban center a San Berillo Vecchio. Sai che c'ho la foto del Palanesima, che è un'altra... Stavo dicendo proprio questo, il Palanesima, che comunque già è partito, perché è stata fatta la gara, visto che avete parlato di incompiute, lo stiamo di nuovo riqualificando. Questa è una cosa importante, perché noi non dimentichiamoci che in quelle famose classifiche, poi grazie a quel che ha fatto l'assessore Parisi e tutta la direzione sport e politiche comunitarie, noi siamo al 17° posto per impianti sportivi in Italia e tanti altri ne stiamo riqualificando. Dopodiché ci sono tra i primissimi per spese dei fondi, questo io mi piace ricordarlo, per spese dei fondi comunitari. Al 98%, abbiamo speso il 98% dei fondi comunitari. Dopodiché io la scorsa estate, siccome purtroppo oramai ho sempre meno tempo per leggere, perché sono veramente interamente sacrificato al comune, ho letto però un libro che voi certamente ricordate, di un vostro collega che vi ha preceduto, Turi Nicolosi. Sì, Turinic. Quindi, e io notavo in questo libro, sto parlando che è il capo cronista del quotidiano La Sicilia. Del caso Catania, allungamento pista dell'aeroporto 1971, inceneritore 1972, acquisizione impianti acquedotti privati 1969, risanamento San Berillo, quindi Corso Martiri 1951, restituzione Piazza Carlalberto ai catanesi 1978. Cioè, cosa vuole dire? Che abbiamo... Allora, quello che desidero dire io... abbiamo un titolo del quotidiano, il ponte entro il 2000, questo sarà... Certo. Io quello che desidero dire è che non voglio essere annoverato per un altro dei sindaci che si sono limitati agli annunci. Quindi le cose o diventano concrete oppure non ha senso parlarne. Faccio un esempio, Corso Martiri della Libertà. Ci stiamo lavorando come dei pazzi, ma abbiamo ovviamente un limite. Le aree sono di proprietà privata, noi possiamo diffidare quanto vogliamo, lo stiamo facendo ancora, il soggetto titolare delle aree, ma nel momento in cui lui diventa inadempiente, possiamo revocare la convenzione, ma rimane sempre titolare delle aree. Di quelle aree. E allora stiamo cercando di capire, le possiamo acquisire? Stiamo cercando di capire con la città metropolitana, che ha una condizione finanziaria diversa, possiamo eventualmente fare un mutuo per prenderle, visto che avrebbe l'interesse per, come spero io, realizzare un polo convenistico importante collegato alle ciminiere con un'area eventi modulare che vada fino a 5.000 posti e così diventare l'unica area che può ospitare un numero così consistente di persone in tutto quanto il centro-sud. Le idee ci sono, però è chiaro che già si fermano poi davanti al cavillo. Per realizzarle probabilmente ci vorrà un secondo mandato.
Intanto spero di mettere le basi in questo primo, anche perché non so se se arrivo fino alla fine, perché cioè proprio fisicamente. Perché l'altra volta mi hanno detto che cosa desideri regalato, ho fatto se devo chiedere qualcosa di utile un defibrillatore, perché ne ho bisogno. Allora, vignette, Mario, intanto mentre Totò prepara e la regia prepara le vignette dell'anno che stiamo per concludere con Totò, ne abbiamo una per ogni mese, quindi una per ogni mese. Ricordiamo che a giorni uscirà l'inserto del quotidiano La Sicilia, l'inserto che racconta attraverso firme autorevoli, importanti, diciamo, un approccio, no? Una visione di questa isola. Sì, tra i tanti abbiamo scelto Pellegrini, Federica Pellegrini, Gentiloni, ci sono tante firme prestigiose. È un momento in cui noi facciamo un passo indietro, lavoriamo nelle retrovie e diamo spazio a firme di grandissimo livello. Il tema è il mare, è il Mediterraneo, è la Sicilia come ponte con l'Europa, che sembra una banalità, ma se fosse minimamente realizzato e realizzabile le cose migliorerebbero. Quindi l'appuntamento è in edicola nell'edizione del 31, ma è un tipo di materiale che da tenere in salotto e da sfogliare con calma, esatto, fino almeno all'Epifania. Quando parliamo di Mediterraneo dovremmo parlare anche di data center per intelligenza artificiale, potenziare investimenti per 80 miliardi di euro che stiamo cercando in qualche modo di intercettare. Parliamo di zona industriale, parliamo di attività produttive, parliamo di tutto quanto un mondo, un ecosistema per il quale ci vorrebbe un'intera trasmissione, perché abbiamo sempre commesso l'errore di guardare al nord, ma se cominciamo a guardare al sud, comprendendo quanto la situazione geopolitica permetta alla Sicilia di essere in questo momento strategica. Le vignette di Totò, Sindaco, le volevo chiedere una cosa, diciamo, ricordiamo anche con affetto il papà che è scomparso da pochi giorni, però l'ha colpito, no? Dicevo, senza entrare poi nel racconto, nelle cose eccetera. Dico, noi ci abbiamo dedicato anche una bella parte di trasmissione, però diciamo, l'ha colpito tutto questo affetto, se l'aspettava tutto questo affetto dalla città? Al di là degli ex colleghi, la politica, diciamo, anche quelli, diciamo, l'affetto di circostanza, dico, l'ha colpito, è rimasto un po'... Me l'aspettavo, devo dire che me l'aspettavo, perché io ricordo una volta quel che mi disse un commesso della Camera, dopo che già papà aveva smesso il suo mandato parlamentare. Suo padre era uno che lasciava il profumo quando camminava, perché tutti gli volevamo bene, perché tutti avevamo un'alta considerazione. Una persona per bene, un galantuomo. E cosa me non mi aspettavo di ricevere testimonianze formidabili che ho ricevuto dopo e che credevo fossero solo appannaggio di mia madre, invece di tante cose belle che ha fatto mio padre senza mai comunicarcele, ma che ha portato tanti momenti felici in tante case. Ma mi voglio fermare qua. Beh, questo ci fa piacere. Allora, ricordo di Enzo Trentino. Totò, le vignette, via, andiamo, non manca per te. Mettiamo una musichetta, magari lo dico al nostro Ottavio Longo, così Io prima di iniziare adesso la visione di questo anno passato, del 2024, vorrei ricordare che l'avvocato Enzo Trentino mi chiamava quando vedeva delle vignette belle sul giornale. Ti voleva difendere? Perché? No. L'abbiamo sempre considerato un mostro sacro. Si complimentava, ma mi chiamava anche per improverarmi. Pensavo per le denunce, insomma, che ti arrivavano con le vignette. Ti mi mancherà questo, insomma. Ecco. Vabbè, andiamo a vedere quest'anno passato. Gennaio lo vogliamo rivedere? Ce lo dimentichiamo. Gennaio lo possiamo rivedere. Ecco. No, perché c'è, insomma, un uso sempre più massiccio dei cellulari da parte dei ragazzi, che questo chiaramente si ripercuote anche sui comportamenti dei ragazzi stessi. Negli anni 80 c'era il telefono fisso, negli anni 2000 e 2000 in poi fisso il telefono invece. Fisso il telefono, insomma, il telefono fisso il telefono. Febbraio. Il ponte è costato già 1 miliardo e devono ancora mettere la prima pietra. Ammazza, sarà una pietra di Bulgari. Costosissima, preziosissima. Questo dobbiamo ricordare anche Franco Zappalà, che ci ha regalato tutto quello che è successo. Ci ha regalato un momento. Sì, devo non ridere lei, perché mi fa le reprimenda, quindi basta. Sì, devo non ridere. Si è buttato la Zappalà sui piedi. Ecco, Zappalà sui piedi. Però andava ricordato anche questo la momento. vicenda è da buttare. Aprile c'è
c'è stato il discorso dei cerchi nel cielo da parte dell'Etna, no? Ecco, quindi qua si è esaltata ed abbiamo sirene, topolini, eccetera. Cioè dire che avevo cominciato con un cerchio. Quando si dice Quando ti stai si sta allargando la bocca. bocca, che è quella del cratere. A maggio è successa una cosa straordinaria che poteva succedere solo a questa Catania. Cioè, un tizio è andato a fare la rapina alla posta e voleva una mano da uno seduto lì che aspettava per pagare qualche bollettino. La risposta per piacere, me lo chiama il direttore. Beh, ma sta rapina stai facendo io, la stava facendo tu. La risposta è eccezionale. Diciamo che appunto si è svolta così la cosa. Esattamente, sì. No, io ho solo ripreso, insomma. Giugno ha iniziato a cadere la cenere dappertutto. Dice, scusate, guarda che faccia fa quando si parla di scene. Vabbè, questo un po' tutti abbiamo fatto sta faccia. No, ma lui però doveva pensare a tutta la città, perché Beh, quello è vero, io tutto al balcone, insomma. Vabbè, comunque, qua c'è la signora che pulisce. Ma perché? Andiamo veloci? Perché dice stiamo chiudendo una volta. Però non ho visto i titoli di coda, quindi Scusa, insomma questa cosa ma dove la stai buttando la cenere? Io, la signora, quello lì. Quindi è paradossale. quello che fuma e la cena non era quello. Dopo giugno, che poi è durata anche luglio e agosto, questa cosa della cenere. Comunque luglio ci sono state le Olimpiadi, no? Però anche qui c'è stata la siccità. Quindi Olimpiadi siciliane, mare, l'acqua è finita. Quello si sta buttando in piscina. Vabbè. Andiamo avanti, qua c'è il primo accordo tra Lombardo e Miccichè. Questa ad agosto. Questa ad agosto. Cioè, chi sono questi? Quello è Miccichè, ho lasciato Forza Italia per venire con te, e Lombardo dice ne faremo delle belle, insomma il gatto e la volpe. Poi il gatto è a caso, Miccichè è messo a caso, Miccichè è aggiunto anche... Il gatto è messo a caso o no? Quello di Miccichè? Il gatto di Miccichè era in macchina. Ma resta in nell'auto blu. Quindi è il gatto blu. Ma sauta? Sauta più. Casca da ditta come gli altri a dire. Allora, settembre. Le lunghe attese della sanità, devo prenotare una coloscopia, se ne parla fra 10 mesi, ma mi prende per il sedere, è sempre fra 10 mesi. Si sbaglia, la fila sempre, mica così. Andiamo a ottobre. A ottobre c'è stata la candidatura ufficiale di... No, l'elezione è stata poi in novembre. Esatto, l'elezione primi di novembre. Ecco. Capitano America, abbiamo Trump alimentato da una batteria della Tesla. Quindi questo è Elon Musk alle spalle. Un personaggio preeminente in questa è tipo una vignetta di politica internazionale. Quindi passiamo da Lanfranco Zappalà a Trump. Novembre invece l'arte, che c'è stata la vendita della banana attaccata al muro lì, Cattelan. 6 milioni, insomma. Sai che da questa cosa ho visto più cose attaccate al muro da novembre a ora ho visto l'arancino attaccato al muro, la moglie attaccata al muro, le azioni degli scotch sono arrivate alle scotch, insomma, perché poi ha fatto questo. La vignetta la leggiamo, insomma, dice ho comprato questa banana, torna indietro. Corrono velocemente dalla regia. Ho comprato questa banana per 6,2 milioni di dollari. Vabbè, lei Eva dice a me la mela è costata meno di Dio. Giustamente dice, perché mi viene a raccontare a me senza prezzo. Chiudiamo l'ultima da dove avevo iniziato e quindi chiudo il cerchio ricordando appunto il maestro Enzo Trantino. Tu mica sei avvocato, è maestro. Beh, per me è stato anche un maestro, perché l'intelligenza non ha confini, né schieramenti politici. Bravissimo. E insomma, la volevo commentare perché si spegne la fiamma della vita, ma rimane come nell'Etna, no? Questo sbuffo di fumo che è perenne, no? Di memoria perenne. Bella anche questa, l'avevamo già fatta vedere anche in occasione del ricordo dell'avvocato Enzo Trantino. Allora siamo in chiusura, abbiamo sforato un pochettino, però insomma chiediamo scusa ovviamente ai nostri tecnici, alla messa in onda, è l'ultima puntata dell'anno, allora auguri a Totò Calì, noi ci vedremo poi l'anno prossimo che viene, che fra 3 giorni, l'anno che viene tra 3 giorni, insomma vai in piazza col sindaco? Certo. A ballare Orietta Berti? A ballare già con Orietta Berti, ma potresti certamente. Orietta Berti ce la posso fare anch'io. Tanti auguri Totò, allora tanti auguri a Mario Barresi, lui certamente in piazza contento per Orietta Berti, le sa tutte, no? Arrivederci a presto finché la barca va. Ciao Antonio, noi ci vediamo l'anno prossimo, non vedo l'ora. A te non ti ci faccio ballerino di piazza, però insomma, perché io che mi fai il ballerino di piazza? Tu sì, poi ci fai la vignetta Orietta Berti. Sindaco, grazie per essere stato con noi, insomma, anche in questa parte un po' più leggera, divertente
mittente della trasmissione, in bocca al lupo per la Catania del 2025. Vuole ribadire proprio telegraficamente, a parte che il Comune non c'entra niente, però qualche come dire, raccomandazione a chi vorrà andare in piazza il 31, è importante. È giusto, è la cosa, è giustissimo. Non prendete le auto, utilizzate i mezzi pubblici, c'è uno sforzo importante di MTS della metropolitana, la metropolitana rimarrà aperta fino alle 3 del mattino, ci sono i BRT che rimarranno aperti fino alle 2:15 del mattino, quindi parcheggiate nei parcheggi scambiatori, non c'è motivo di arrivare in auto fino al centro perché ci sarà veramente tanto caos, e cominciamo a trattare Catania anche sotto il profilo della mobilità come trattiamo qualunque altra città in cui ci rechiamo, perché poi se vogliamo fare gli auguri a Catania dobbiamo tutti quanti essere consapevoli che gli auguri a Catania dipendono anche dai nostri comportamenti, e allora cominciamo a cambiare mentalità, cerchiamo di rispettare questa straordinaria città in cui viviamo. Allora, grazie Sindaco, poi tra l'altro c'è la legge Salvini, quindi non vi potete mettere alla guida se bevete un pochettino, quindi utilizzate, come dice il Sindaco, i mezzi pubblici. Grazie a tutti i nostri telespettatori, ai quali auguro un felice 2025, noi ci rivedremo dopo l'Epifania, quindi salteremo un sabato, ritorneremo ovviamente sempre con il nostro punto, con i nostri approfondimenti, con le nostre esclusive, anche nel 2025, speriamo, facciamo ormai da buoni siciliani. Grazie per averci seguito, tanti auguri a tutti, ringrazio la regia, anche la nostra Simona Mazzone che ovviamente ci aiuta nel coordinamento di questa trasmissione. Grazie a tutti, buon anno ai nostri telespettatori, ciao!